27 ottobre 2013 il Merlino pareggia 0-0 a Sarissola e chiude il primo mese e mezzo di campionato al terzultimo posto in classifica con soli 3 punti. Se fosse un film, la stagione dei Arancio-Verdi comincerebbe proprio dal viaggio di ritorno da quella trasferta, perché di lì in poi la formazione del giocatore allenatore Matteo Giacobone non perderà praticamente più. 6 vittorie di fila, poi 3 pareggi, poi altre 8 vittorie fino a scalare la vetta, fino all'appuntamento con la storia, che ha la data del 3 maggio 2014 e che ha l'ostacolo del Savignone a Borzoli e della GV che talona i sestresi a un punto e a pochi chilometri di distanza. Volgarmente si dice vitello, che si potrebbe tradurre con paura di vincere. È così che volano via i primi 20 minuti di gioco, poi un tiro di ponte su cui Martini manca il tap-in fa sciogliere le briglie ai padroni di casa, perché dopo 4 minuti Arvigo apre sulla destra per Cocchella e il cross del numero 4 è un cioccolatino, la conclusione al volo del numero 11 che va a chiudere l'azione da lui iniziata, un'autentica stoccata, il gol più bello nel momento più importante del campionato. L'1-0 galvanizza i padroni di casa che diventano cannibali e quel vitello dei primi minuti se lo vanno a divorare. Ci prova prima uno scatenato Arvigo che sulla battuta a centrocampo del Savignone va a rubare palla e prova a sorprendere Firpo da 40 metri. Poi, al 28esimo minuto, la punizione di Giacoboni viene girata in gol da Matteo Repetto con questa splendida rovesciata che mette fuori causa l'estremo difensore ospite e in ghiaccio la partita, che di qui in poi, e nonostante il tentativo di riaprirla di Balbi su punizione di Migliacco, diventa un'autentica attesa per la grande festa. Nel secondo tempo, infatti, da segnalare solo la traversa di Ponte e la standing ovation al 35esimo, a metà tra il mister vincente al primo colpo Matteo Giacobone e il pendolino di Sardegna Alessandro Gala, prima di arrivare a questo momento che il Merlino aspettava da quasi 1000 giorni. Gli Arancio-Verdi, dopo 2 anni nel purgatorio della seconda, ritornano in prima categoria. Sì, ma era una cosa insperata, no, non era stata programmata. Quindi felicità doppia. Certo, grazie Bianchi. A chi dedica questa vittoria? Dedico a tutti i ragazzi e alla società. È emozionatissimo. Sì. Due terzi della squadra è la stessa che ha vinto il campionato nel 2008, per cui niente, soddisfazione. Forza del gruppo. Sì, veramente. Contro tutti i pronostici, non si aspettava nessuno ci dava minimamente dei favoriti. Invece abbiamo fatto una grandissima rincorsa nonostante la partenza in difficoltà e ce lo meritiamo assolutamente. Perché non molliamo, mister? Non molliamo un cazzo. Senti, la maglietta la puoi farla vedere dietro? Davanti? I gufi chi erano? I gufi sono tutti quelli che sono tra i pochi che non sono rimasti con noi fino alla fine. Siamo partiti in un buon numero, siamo rimasti in 22 ed è da questi 22 che dedico la vittoria del campionato. E i gufi? I gufi sono tutti quelli che non credevano in noi. Ciao Matteo, ciao grazie. caro, ciao. Il Merlino è